Economister Deserone, una bella vittoria del tuo roller Bassano, sei riuscito a vincere 2 partite in fila finalmente perché in campionato non ti era ancora riuscito, ma anche con un'ottima gestione, soprattutto una ripresa dei tempi e degli spazi del match. Sì, buonasera a tutti intanto. Siamo arrivati per l'ennesima volta a una partita avendo avuto dei problemi un po' in settimana e avevamo detto in settimana di gestire un po' la partita, soprattutto se si metteva in un binario buono. Il secondo tempo non è l'hockey che mi piace tantissimo, però avevamo bisogno di 3 punti, siamo rientrati col vantaggio, abbiamo cercato di gestirlo, punire il Seregno nelle poche occasioni che ci ha lasciato e è andata bene così. Sì, abbiamo visto anche sull'azione, mi sembra del 6-3, forse ha tenuto sempre 2 uomini molto bassi per lasciare pochi spazi, alla fine comunque la parte diciamo tattica ha dato i tuoi frutti e così segnerei anche Reniero, la prima tripletta, abbiamo bisogno di giocatori talentuosi, raccontacelo al volo così. Jacopo è veramente un giocatore con una passione e una dedizione per questo sport altissima, ha ancora tanto da crescere secondo me e è sulla buona strada, però come dici te abbiamo bisogno, speriamo di riuscire a tirare su lui, altri giocatori, adesso lì a Roller abbiamo la caratteristica che per i giovani negli ultimi anni toccando ferro stiamo lavorando bene. Lui è sulla buona strada, deve continuare a lavorare, a lavorare, a lavorare, però può secondo me togliersi grandi soddisfazioni andando avanti così. Ok, ringraziamo Leonardo.